Nei giorni in cui si ricorda l'anniversario della strage di Capaci, che è diventata simbolicamente la giornata della legalità, le classi dell'Istituto di Istruzione Superiore di primo grado dell'Istituto Comprensivo 3 Sora Plesso Facchini hanno incontrato all'interno dell'Auditorium Cesare Barogno di Sora Luigi Garlando, autore del libro Per questo mi chiamo Giovanni, romanzo con la prefazione scritta da sorella del magistrato, scritto per essere letto soprattutto dai ragazzi, ed è proprio da loro che si deve partire perché saranno il nostro futuro e passando loro i giusti messaggi si potrà vivere in una civiltà migliore. Abbiamo rinnovato il nostro spirito di appassionarci alla legalità immanente chiaramente, che portiamo avanti, è un discorso che portiamo avanti tutto l'anno e da tanti anni attraverso una molteplicità di attività e iniziative che tendano comunque a sottolineare l'importanza di vivere in un contesto civile nel rispetto delle regole senza sopraffazioni. Oggi chiaramente c'è la celebrazione delle vittime della mafia, in primis ricordiamo i giudici famosissimi Falcone e Borsellino e tutti i loro servitori della patria che per i motivi di lavoro si sono immolati, e non è possibile dimenticare questi eroi che hanno sacrificato fino all'estremo la loro vita e non perseguire negli anni il ricordo del loro agito. Un agito che ha portato anche ad aggredire in forma forte. Quest'anno abbiamo avuto anche a gennaio il successo, se così si può chiamare, di arrestare uno dei capi della mafia siciliana, che comunque poi insomma noi la collochiamo geograficamente in quel luogo, ma oramai ha tentacoli dappertutto. I ragazzi lo devono sapere, i ragazzi devono conoscere i fenomeni. Sono fenomeni che, come diceva Giovanni Falcone e Borsellino chiaramente, perché quelli erano un corpo e un'anima, come ogni fenomeno è destinato a un inizio e una fine. È destinata a finire, forse sarà sostituita da altre cose malevole, ma noi tutti operatori soprattutto del mondo educativo dobbiamo portare avanti un messaggio di educazione alla legalità, alla convivenza civile, al rispetto delle regole, al rispetto dell'ambiente, per evitare i colpi di coda che stiamo vedendo. Riponiamo grande fiducia nelle giovani generazioni ed è il motivo per cui andiamo alla ricerca di qualcosa che li possa stimolare. Oggi è stato entusiasmante, bellissimo, commovente quasi vedere l'attenzione con cui hanno seguito questo scrittore famoso che ci ha portato qui una grande opera che i ragazzi hanno letto passo per passo, lo hanno rappresentato in grafici, in poesie, lo hanno rielaborato in mille modi, questo grazie alla sapienza del Dipartimento di Lettere, coadiuvato da tutti i professori dell'Istituto Comprensivo 3, perché questo è un gioco di squadra, non basta una rondine a fare primavera, ma è tutto un intero corpo docente che deve riflettere sulle tematiche e convergere verso azioni di civiltà, educazione e legalità. Grazie di cuore e viva la legalità! Il libro racconta di Giovanni, un bambino di Palermo a cui il papà per il suo 10° compleanno regala una giornata speciale da trascorrere insieme per spiegargli come mai di tutti i nomi possibili è stato scelto per lui proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiavi, e Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte. La mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di classe. Un messaggio importante da trasmettere ai ragazzi. Sono incontri importantissimi, io anche se ho poco tempo per il mio
lavoro di giornalista, però lo recupero perché so che, come diceva anche Giovanni Falcone, insomma, la migliore frontiera dove combattere la mafia è la scuola, perché educa le generazioni future che non saranno come le nostre abituati a convivere magari con un male come la mafia, ma a combatterlo e stirparlo per sempre, per cui insomma lo faccio volentieri. È sempre sorprendente per me vedere come amano soprattutto la figura, la lezione di Giovanni Falcone. Non è una lezione di educazione civica che subiscono come tanto altre, no? Io riconosco proprio la passione, l'amore per la figura di questo magistrato, per il coraggio che ha avuto, per la generosità con cui ha speso una vita al servizio per gli altri. Quindi mi piace sempre vedere come insomma, questi ragazzi sono il vero esercito di Giovanni Falcone. È difficile spesso insomma, in contesti dove la mafia è molto infiltrata, no? E quindi soprattutto per un ragazzo che viene da una famiglia, da un contesto mafioso, avvicinarsi a lezioni di questo tipo e quindi staccarsi, e la mafia si combatte dando forza alle donne, dando forza ai ragazzi, poi di distaccarsi da questi contesti, se no diventano veramente prediche che cadono un po' nel nulla. Quindi combattere la mafia vuol dire anche dare alle persone il coraggio per staccarsi, dare un lavoro, perché poi se un capofamiglia insomma, che deve riempire i piatti non riesce a trovare un lavoro e deve rivolgersi alla criminalità, diventa difficile.